Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Fratelli Cellino. La qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel fine settimana, nella facoltà di economia del capoluogo, è stato presentato il 33esimo rapporto sullo stato di salute della nostra regione, annualmente curato dalle università di Cagliari e Sassari. Guida la classifica in termini di positività il settore turistico. La maglia nera si conferma alla sanità, ma il dato più preoccupante riguarda il futuro, perché il quadro demografico si conferma una delle principali fragilità strutturali dell'isola. Il rapporto Krenos evidenzia che nel corso del 2025 la popolazione residente è diminuita per il 15° anno consecutivo. Al 1 gennaio del 2026 sono risultati 8.000 residenti in meno rispetto all'anno precedente. La causa principale resta il forte squilibrio tra nascite e decessi. In Sardegna si registra il valore più basso dell'intera serie recente. Il tasso di natalità è sceso a 4,1 nati ogni 1.000 abitanti, contro i 6 dell'Italia, che a sua volta resta il paese con la natalità più bassa dell'Unione Europea. Sulle prospettive di crescita della Sardegna, in termini economici, pesano alcune minacce. Tra queste il mercato del lavoro, che rallenta e presenta forti limiti in termini di età anagrafica degli occupati. Crescono le difficoltà nelle esportazioni e nell'impatto con l'intelligenza artificiale. Del turismo, che continua a crescere con numeri a doppia cifra, e vede anche un cambiamento nella composizione. Aumentano gli stranieri, aumentano moltissimo, sono più della metà delle presenze sono adesso stranieri, con però delle tensioni che sono associate a questo modello di sviluppo orientato sul turismo. La più evidente è quella legata alle difficoltà all'accessibilità abitativa. Un aspetto che ha fotografato il rapporto Krenos quest'anno è la grande crescita dei prezzi, sia dei canoni di locazione che dei prezzi di vendita, che rendono in realtà per i residenti, creano una tensione tra quello che è un modello di sviluppo che porta sicuramente benessere dal lato, porta delle difficoltà per chi vive in Sardegna. Altri aspetti importanti che si vedono sono quelli del mercato occupazionale, che a fronte di una riduzione della popolazione numerica continua a vedere una crescita degli occupati. L'aspetto più preoccupante da questo punto di vista è che noi ci aspetteremmo che una crescita dell'occupazione vuol dire più giovani che trovano lavoro. In realtà in Sardegna come in Italia questa crescita dell'occupazione è in realtà in larga parte trainata dalla fascia di età più grande, cioè le persone over 65. Perché questo succede? Perché le persone ritardano la loro transizione verso la pensione. Quindi noi abbiamo una larghissima parte dell'aumento dell'occupazione che ci fa pensare a un andamento positivo, che in realtà è legato al fatto che abbiamo più lavoratori di età avanzate. Ora, in questo contesto
una grande difficoltà è quella legata alle prospettive di sviluppo della Sardegna. La più chiara, la più evidente, quella che viene fotografata in questi ultimi 3 rapporti, ma anche prima, è quella legata alle difficoltà di trovare capitale umano. Siamo in un periodo in cui ci sono molte sfide, il cambiamento tecnologico, il rapporto di sostituzione tra l'intelligenza artificiale e i lavoratori. La Sardegna ha una carenza cronica di laureati, di scienziati, di ingegneri. Bisogna capire dove reperire queste risorse che ci servono per garantire il nostro futuro. Il rapporto ha dedicato particolare attenzione a questo aspetto e ha disegnato delle indagini sui sardi emigrati per capire quale sarebbe la loro disponibilità a rientrare in Sardegna, e si vede che in realtà una domanda latente di rientro in Sardegna esiste. Quindi esiste la possibilità di invertire la polarità del nostro processo di sviluppo, aumentando la nostra attrattività complessiva. Attrattività vuol dire più servizi, vuol dire migliore efficienza dei servizi sanitari, vuol dire politiche del lavoro, vuol dire in realtà cercare di rendere la Sardegna un posto attrattivo sia per chi ci vive, sia per chi potrebbe potenzialmente rientrare. Il nodo più grande che rilevate nel 33esimo rapporto riguarda la sanità. Sì, la sanità non soltanto in quest'anno ma anche negli anni precedenti è chiaramente un servizio pubblico in difficoltà, si vede dai numeri, dalla pressione sul servizio sanitario rappresentato dal tasso di rinuncia alle cure che è sempre il più alto in Italia, da una pressione molto forte sui medici di medicina generale che hanno molti più pazienti rispetto al resto d'Italia, una carenza di pediatri e in generale questa cosa si sta trasformando in una minore fiducia dei sardi verso il loro servizio sanitario nazionale. Un'indagine del CRENOS in collaborazione con l'Università Johns Hopkins fotografa questa riduzione della fiducia nei sardi verso del loro sistema sanitario e una bassa percezione di quella che è l'adeguatezza delle risorse a disposizione. È chiaramente uno dei settori prioritari di intervento. Rapporto CRENOS 2026, ospite d'onore Alberto Cellino, che rappresenta un'azienda che fa internazionalizzazione, e con lui vogliamo riflettere su quanto ci ha detto il coordinatore del progetto. C'è poco spazio per chi non è qualificato nel lavoro. No, c'è lo spazio per tutti. Oggi, in un anno in cui abbiamo gli ultimi dati Istat di ieri che parlano di una disoccupazione in Italia al 5,1%, quindi la disoccupazione più bassa che l'Italia ha avuto penso da 40 o 50 anni a questa parte, e rispetto anche al resto d'Europa, a parte qualche piccolo paese, siamo il paese, diciamo così, più virtuoso sotto questo punto di vista. È sintomatico però questo dato perché fa capire che c'è, nonostante la bassa natalità eccetera, c'è una grande esigenza di personale qualificato e non qualificato, e chi non è qualificato è dovere delle imprese oltre che delle istituzioni di creare formazione, ed è il motivo per cui oggi sono qui, perché è un argomento estremamente sensibile, è un argomento che a tutte le imprese italiane non solo e sarde in modo particolare. È un argomento estremamente delicato perché dobbiamo pensare al futuro. Il ricambio generazionale non solo delle famiglie imprenditoriali, ma il ricambio generazionale è fondamentale anche per la riqualificazione e la generazione di chi deve sostituire il management, perché oggi è un grande problema sotto tutti i punti di vista. Non si trovano qualificati per quel settore? Oggi, caro Valerio, non si trovano qualificati per ogni settore. Tu vuoi cercare oggi un saldatore? Non c'è. Vuoi trovare un perito elettronico? Non c'è. Vuoi trovare un perito elettrico? Non c'è. Vuoi trovare un meccanico? Non c'è. Vuoi trovare un idraulico? Non c'è. Vuoi trovare un saldatore, come ho detto prima? Non ci sono queste figure. Quindi noi dobbiamo assolutamente investire, e se i nostri cittadini italiani, nonché regionali sardi, non hanno la volontà o il piacere di fare questo, fra virgolette, umile lavoro, voglio dire un particolare: questi umili lavori, fra virgolette, sono lavori che sono molto più retribuiti di un normale impiegato. Cioè stiamo parlando di persone che vanno a portare a casa non meno di 2.000 euro netti al mese, più tredicesima, più quattordicesima. Ecco perché quindi noi dobbiamo investire
sull'intracomunitari e sono qui proprio perché voglio capire bene come la Regione, la Sardegna si sta muovendo, perché diversamente io come gruppo Cellino devo assolutamente organizzarmi, e già mi sono organizzato e mi sto finendo di organizzare, per generare e formare quelle risorse perché diano continuità alle nostre imprese per i prossimi, se Dio vuole, 50 anni. Ho 2 figli giovani, uno di 27 e uno di 30 anni, ai quali io sto passando il testimone, ma devo passare il testimone di aziende che però abbiano a sua volta un ricambio generazionale di tutte quelle figure portanti e determinanti per l'andamento positivo delle nostre aziende. Un'ultimissima cosa, Cellino, parliamo di dazi. Questi 4 mesi cosa vi hanno raccontato? Caro Valerio, i dazi rispetto a quello che è il disastro dal punto di vista logistico che noi stiamo vivendo oggi con l'approvvigionamento delle materie prime è bestiale. Cioè il dazio, bene o male, noi già prima lo pagavamo, ci siamo più o meno allineati, o meglio, siamo allineati intorno al 13-15%, né più né meno, ma già noi prima lo pagavamo, quindi a livello esportativo non ha creato problemi. Oggi quello che sta creando enormi problemi è questa guerra giù nel Medio Oriente che sta bloccando, come ben sappiamo, quantità di navi esagerate, laddove oggi i noli sono schizzati di un buon 40-50%, e in più al costo del nolo è aumentata l'assicurazione che le compagnie di assicurazione fanno pagare agli armatori per poter viaggiare su certi paesi. Quindi oggi una regione come la Sardegna, noi che siamo importatori, noi movimentiamo circa 5 milioni e mezzo di quintali di merce all'anno, la stragrande maggioranza è importata. Per noi fare logistica e approvvigionare la Sardegna regolarmente di materie prime è veramente molto difficile. La Sardegna continua a cresce nell'ultimo anno così come è cresciuta nei 3 anni precedenti, però la ragione di questa crescita è differente, perché mentre negli anni precedenti avevamo la ripresa rispetto a quello che è avvenuto l'anno della pandemia, abbiamo avuto il più grande programma di intervento pubblico per la ripresa delle economie dopo la pandemia, nell'ultimo anno la Sardegna cresce in ragione a quello che avviene in un settore che è il settore turistico. Quindi crescono gli arrivi, crescono le presenze, i turisti vogliono scoprire la Sardegna anche nei mesi che non sono solamente i mesi dell'estate, quindi arrivano in Sardegna in autunno, arrivano più in Sardegna anche nei mesi invernali e quindi ci danno dei dati che sono interessanti, perché ci dicono che la Sardegna è interessante non soltanto per il mare, per la costa, ma è interessante per la sua cultura, è interessante anche per la qualità della sua vita. E questo porta tutto ad un discorso più ampio, che è quello che noi ci siamo posti in questa edizione del rapporto. Che cosa dobbiamo fare per rendere questa terra più attrattiva? E in effetti quest'anno abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione con 4 analisi specifiche che hanno guardato a questa tematica. L'abbiamo fatto con nodi, abbiamo condotto una survey su con un campione di 1000 persone che includeva sia sardi che non vivono in Sardegna, sia non sardi che vedono la Sardegna come una potenziale terra dove scegliere dove stare. E abbiamo rivolto loro alcune domande cercando di capire le loro scelte, e quindi ci hanno portato alcuni elementi che sono nuovi, alcuni li conoscevamo. Ci dicono che sarebbero disposti anche a rinunciare a una parte del loro salario pur di vivere a Cagliari, e questa è una notizia importante, non tanto per vivere in altre parti della nostra regione, ma sono maggiormente interessati non tanto a quanto avviene soltanto nel mercato del lavoro, sono interessati a quelli che sono i servizi pubblici. Soprattutto sono preoccupati il rallentamento in qualche modo nel processo decisionale dovuto anche alla non fiducia nel sistema sanitario, e questa non fiducia è stata rivelata da un'altra indagine apposita che abbiamo condotto sull'intera popolazione nazionale, e quindi abbiamo potuto valutare qual è la sfiducia dei sardi rispetto agli abitanti delle altre regioni italiane, e i sardi sono più sfiduciati rispetto agli abitanti delle altre regioni, sono più sfiduciati
perché appunto, e quindi lo vediamo nei dati di rinuncia alle cure, che continuano a essere ancora dei dati molto problematici. Dal 2017 siamo la regione che ha una percentuale di rinuncia alle cure che è la più alta in Italia, continua a essere così, nonostante la spesa sanitaria sia aumentata, e sia aumentata maggiormente rispetto all'aumento di quanto avviene in media nel nostro paese. Quindi abbiamo un problema di prestazioni sanitarie, abbiamo una spesa che aumenta, ma abbiamo un numero di medici che comunque si contrae, un numero di pediatri che si contrae, un numero di pazienti per medico, per pediatra che è più alto rispetto alla media nazionale, e quindi abbiamo una fotografia che rivela una crisi del sistema sanitario alla quale è importante mettere mano per diverse ragioni. Un altro dato importante è quello che ci rivela il mercato del lavoro, perché noi abbiamo una contrazione della popolazione, abbiamo una contrazione della componente inattiva della popolazione che è spiegata sia da un aumento dell'occupazione ma anche da un aumento della disoccupazione, quindi abbiamo due tassi che aumentano contemporaneamente. Quando andiamo a vedere che cosa avviene all'occupazione, noi vediamo che questo incremento è sostenuto dalla componente anziana della forza lavoro, cioè della permanenza nel lavoro della componente anziana, non dall'entrata in lavoro dei giovani, e questo è un altro dato importante. Alla vigilia dei mondiali americani, domenica al Tanca Village di Villa Simius si è concluso l'evento UC80 intitolato Racconti Mondial, voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Quasi un mese di appuntamenti tra Cagliari, Salluri, Serdiana, dedicati a Nando Martellini e Bruno Pizzul, i grandi telecronisti dei successi azzurri, promosso in concomitanza con gli 80 anni della stampa sportiva nazionale. Per me è stato un periodo importantissimo, perché comunque seguivo il calcio dalla TV, mi ispiravo da tutto quello che vedevo in TV e mi nutrivo dell'entusiasmo di gente come di questi grandi commentatori. Le loro voci erano uniche e eccezionali. Hai un aneddoto personale da raccontare con loro? No, adesso non me ne ricordo uno in particolare, se devo essere sincero, però erano tutti i grandi momenti del nostro calcio, il mondiale dell'82, c'erano loro, e quindi, ripeto, quello è un momento cruciale, il momento in cui io, ho avuto la vocazione di diventare un calciatore, lo devo anche a personaggi come loro. Erano dei grandi personaggi, ma li ha sempre contraddistinti una grande umiltà, e poi hanno raccontato, secondo me, anche delle epopee e dei periodi particolari del nostro paese. Poi soprattutto hanno raccontato, in questo caso, un calcio d'élite di grandissimo livello, con avversari altrettanto grandi, e rappresentavano probabilmente nel loro momento, nella loro epoca, direi quasi tutto il nostro paese. Ho avuto la fortuna di lavorare gomito a gomito con Bruno Pizzul per tanti anni a Milano, e Nando Martellini era a Roma. Io sono entrato in Rai nel 1988, però è chiaro che sono personaggi che personalmente mi hanno insegnato tantissimo. Che sono due grandi telecronisti, grandi appassionati di calcio, bravissime persone, e non sbagliavano mai la partita. Ricordo personale l'avevo quando abbiamo vinto lo scudetto, che la sera, quando eravamo magari a Milano, a Torino, veniva in albergo col Scopigno e si parlava, si discuteva di calcio. Erano persone eccezionali. Due grandi giornalisti e due grandi amici, perché bene o male, no, anche noi diventavamo amici poi di loro. Niente, due grandi della storia del giornalismo, siamo venuti qua apposta per commemorarli, e cosa posso dire? Grande affetto. Naturalmente Pizzul
personaggio televisivo molto famoso in Italia, anche in Europa penso, è stato un grande telecronista e ci ha fatto veramente piacere a noi ex-calciatori, dove lui quando commentava le partite veramente era straordinario. Diciamo che i telespettatori non si annoiavano, ecco. Io ho avuto occasione di conoscerlo in alcune situazioni, a una domenica sportiva, mi ricordo quando ero stato invitato, mi ha fatto, voglio dire, una grande impressione, ecco, come persona. Ricordo che di Martellini ero un bambino e ascoltavo le sue radiocronache, telecronache. Pizzul invece c'era ancora anche quando giocavo io, quindi un ricordo di due belle persone che ci hanno fatto vivere degli anni bellissimi davanti alla TV, specialmente guardando l'Italia. Dopo i memorial organizzati dal nostro Mario Frongia in ricordo di Giampiero Galeazzi e Gianni Minà, è stata quindi la volta dei due giganti del racconto televisivo. Lo sport come veicolo di inclusione sociale e il giornalismo come custode dell'etica professionale. Sono stati questi i cardini intorno ai quali si è concluso sulla costa sudorientale dell'isola l'evento. Al microfono di Matteo Meleu il ricordo di Martellini e Pizzul è l'occasione per commentare la mancata qualificazione della nostra nazionale per la terza volta consecutiva. No, i giocatori mancano totalmente perché non abbiamo nazionale, non abbiamo niente, perciò i giocatori di adesso purtroppo hanno altre idee, altre cose, non si applicano e non fanno sacrifici per il calcio. Poi tutto il resto va tutto bene. Ricco di campioni ancora, sono un po' diversi, vengono da paesi diversi, bisogna avere il coraggio di far giocare i ragazzi, perché noi li abbiamo. Abbiamo i ragazzi che giocano all'estero e cerchiamo di tirarli dentro. Io credo che il calcio italiano non è così allo sbando, forse la struttura del calcio italiano è allo sbando, ma non i calciatori. No, il talento in Italia c'è. Ci sarà, certamente ci sono dei periodi in cui non crescono e non si riescono a trovare ragazzi come Totti, Del Piero, come Baggio, tanti altri, però ci sono i talenti, dalla voglia di portare più italiani nelle squadre. Partono i mondiali e noi non ci siamo per la terza volta di seguito, è una scoppola dura da digerire ancora adesso, forse lo sarà ancora di più quando inizieranno i mondiali, però la realtà è questa, bisogna affrontarla e quindi l'ennesima ripartenza da zero, spero che questa volta sia una partenza vera. Sicuramente il calcio è un po' cambiato rispetto a 15-20 anni fa, le richieste che si fanno a giocatori con le mie caratteristiche sono diverse, magari si chiede di fare più l'esterno, la mezza punta o il centrocampista o il finto attaccante, quindi sono richieste diverse e quindi inducono quel giocatore a giocare in maniera diversa. Però è anche probabilmente una questione di momento, a volte ci sono dei cicli, ci sono dei momenti che escono un sacco di centravanti, momenti che escono tanti difensori. Quello che bisogna dire è che speriamo di riaverne presto, perché comunque il calcio ha bisogno di quella tipologia di giocatori, sono giocatori che creano entusiasmo e ti fanno anche vincere le partite. Ultima domanda da vicepresidente della Serie C, secondo te andrebbe guardato di più come campionato anche per trovare il talento dei giocatori che magari non hanno la possibilità di esprimersi e che in categorie basse però fanno la differenza? Ma sicuramente alla Serie C si sta dando da fare perché possa diventare un posto ideale per far crescere tutti i giovani italiani e in particolare anche quei giocatori con queste caratteristiche. Devo essere sincero, c'è un grande miglioramento, speriamo di continuare così, c'è ancora tanto da fare. L'evento finale a Villa Simius dei racconti mondial, voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi è stata anche una buona occasione per riflettere sulla stagione del Cagliari del debuttante Fabio Pisacane. Sono stati veramente molto bravi,
devo essere sincero, Pisacane ha fatto un grandissimo lavoro, è una squadra che, ripeto, ha giocato un gran bel calcio organizzato, poi tutti abbiamo ancora di fronte l'ultima partita contro il Milan, devo essere sincero, sono stati veramente bravi. Ma mi sembra più che positiva, no? Con il botto finale naturalmente, quindi avanti così, complimenti anche all'allenatore che ha la prima esperienza da tecnico, non è facile per nessuno. C'è stato un momento in cui sembrava che sbandasse, però si hanno recuperato veramente bene e ha portato la squadra alla salvezza in anticipo. Molti giovani, tra cui molto parlato adesso, chiacchierato Palestra che dovrebbe andare via, poi lo stesso Esposito, anche il centrocampista Edopo aveva fatto delle apparizioni nel Torino, ma non si vede, non aveva espresso tutta la sua potenza, diciamo. Noi ormai il Cagliari mi è rimasto nella pelle, naturalmente, la squadra che mi ha lanciato, mi ha dato tutto. Vorrei vederla un po' più in alto, insomma, quindi però staremo a vedere, dai. Il campionato italiano è sempre difficile, per cui io però credo che il pubblico del Cagliari come dire, merita un po' di più, ecco, se non molto di più. Io penso che questo era quello che voleva la società, è andato bene, quindi penso che bisogna andare avanti in questo modo. L'anno prossimo? L'anno prossimo vorremmo soffrire di meno, perché io sono lì a guardare le partite e a sperare che perdano gli avversari per non retrocedere il Cagliari, quindi non vorrei farlo questo. Però diciamo, speriamo che tutto vada bene, continuiamo a stare in Serie A. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Protagonista per decenni della politica italiana, prima alla Camera e poi sui banchi del Senato, Gavino Angius torna in libreria con una riflessione appassionata ma mai moraleggiante. Ambizione e disincanto, storie e ombre della Repubblica per i tipi di Bordeaux Edizioni non è una semplice autobiografia ma una vera e propria meditazione civile. Presentato a Cagliari negli spazi della casa quartiere Ismir Ionis con l'appassionata moderazione di Ottavio Litta, Tania Lai e Roberto Mirassola, il racconto dell'opera si è incentrato sulla parabola di partiti e istituzioni esaminate attraverso il duplice binario che dà il titolo al libro. Da un lato l'ambizione dei grandi progetti collettivi, dall'altro il disincanto di fronte alle promesse mancate della storia. Non c'è spazio per la nostalgia, ma per un giudizio storico lucido e documentato. Con ambizione e disincanto, Gavino Angius ripercorre le tappe cruciali della costruzione democratica del Paese, dalla stesura della Costituzione alle tensioni della Guerra Fredda fino alla destrutturazione del panorama istituzionale recente. Il libro analizza con coraggio e sguardo critico gli errori e i successi di una classe dirigente che ha segnato il Novecento, ma non solo. Ma vede, bisogna riacquistare l'ambizione dopo che un po' l'abbiamo perduta, secondo me. L'ambizione dei resistenti, di coloro che hanno fatto e scritto la Costituzione, cioè l'ambizione di costruire un'Italia più moderna, ma soprattutto più giusta. Un'Italia dei diritti, un'Italia del lavoro, un'Italia della pace. Questa ambizione la si è avuta e si è costruito molto in Italia. L'Italia è uscita dalla guerra e dalla dittatura fascista con le reni spezzate, avendo pagato molti costi. Però i costituenti hanno avuto, le grandi forze politiche hanno avuto il merito di impegnarsi per costruire un'Italia dopo le ceneri della guerra e del fascismo, appunto. Poi nel corso degli anni non c'è stato solo questo, ci sono state anche molte storie, molte ombre lunghe, nere, c'è stato il terrorismo nero, il terrorismo rosso e abbiamo molto sofferto. E adesso è sopraggiunto un disincanto, per cui noi ci troviamo unico paese in Europa con un governo di estrema destra, un governo reazionario, che ha un progetto molto inquietante per l'Italia, teso a stravolgere quelle conquiste della nostra Costituzione. In Ambizione e disincanto lei compie un accostamento sconvolgente, Gaza a Guernica. Ecco, un presente surreale accostato ad un passato spaventoso. Pensa possa bastare per scalfire l'indifferenza verso la questione politica? Vede, io come molti milioni di italiani sono rimasto sconvolto dalle immagini della distruzione di Gaza e del genocidio che Israele e Netanyahu soprattutto, accusato di crimini contro l'umanità, ha compiuto nella striscia di Gaza. C'è stato un vero e proprio genocidio. E erano immagini e sono immagini che ci sconvolgono. 75.000 morti, quasi altrettanti dicono sotto le macerie che non sono state ancora trovate, chissà quando lo saranno. Adesso c'è l'invasione del Libano, cioè la guerra si è estesa. E mi è capitato di fare questo paragone. Mi è venuto in mente Guernica, il nome di un nobile antico paese dei Paesi Baschi e il nome anche di una straordinaria opera d'arte di Picasso che tutti abbiamo visto e conosciuto, che molti di noi insomma hanno visto e conosciuto. Era la stessa distruzione. Innocenti, operai, contadini, donne, anziani sono stati colpiti a Guernica dal generale franchista Francisco Franco nel 1937 durante la guerra spagnola. Le immagini sono uguali. La Luftwaffe, che andava ad aiutare il dittatore spagnolo, bombardò
il comune di Guernica non perché c'erano armi, depositi nascosti, ma proprio perché non c'erano, cioè voleva terrorizzare la popolazione civile che stava attorno a Guernica, soprattutto a Bilbao. E fece questo. La definizione non è mia, è di Francisco Franco, dobbiamo fare un atto di terrorismo militare. È la stessa cosa che è successa a Gaza. Quest'estate con mia moglie ci siamo stati a Guernica, dove c'è uno splendido museo della pace che racconta in tutto e per tutto che cosa sono state quel pomeriggio di aprile a Guernica. Poi a Gaza, molti anni dopo, un altro quasi dittatore, un criminale di guerra, Netanyahu, ha fatto la stessa identica cosa che era stata fatta lì al popolo basco, ha fatto la stessa identica cosa in Palestina, col genocidio della Palestina. Le assicuro che visitare Guernica è stato veramente una cosa toccante e sconvolgente. Devo aggiungere una cosa: Guernica non fu bombardata, come spesso noi diciamo, soltanto dalla Luftwaffe, cioè dalle forze aeree di Hitler che doveva aiutare Franco. Fu anche bombardata da aerei italiani, numerosi, che decollarono da aeroporti vicini a Bilbao, vicino a Guernica, italiani, e questo non lo ricorda nessuno. Me lo ha ricordato la direttrice di quel museo per la pace che ha celebrato e che celebra questa catastrofe umanitaria. Qual è il prezzo umano alla democrazia così come la conosciamo oggi? Beh, sa, c'è stata 2 ondate, ci sono state di terrorismo stragista nero, fascista, e di terrorismo, chiamiamolo rosso, del brigatismo e delle galassie terroristiche che lo fiancheggiavano. Il costo umano fu immenso, non fu pagato soltanto dai dirigenti politici, a cominciare per esempio da Aldo Moro, a cominciare per esempio da Piersanti Mattarella, che fu assassinato a Palermo, a cominciare per esempio da Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, assassinato all'interno della facoltà di lettere dell'Università di Giurisprudenza dell'Università di Roma, oppure l'assassinio del senatore Roberto Ruffilli, che era risultato colpevole di collaborare, e io sono stato tra quelli, a stendere la nuova legge per l'elezione diretta dei sindaci. E così i comunisti pagarono un prezzo con l'assassinio dell'operaio Guido Rossa all'Ansaldo di Genova nel 1979, oppure nell'81 l'assassinio di Pio La Torre per opera della mafia. I costi umani sono stati enormi, il sacrificio di persone, delle loro famiglie, ma poi furono assassinati tanti grandi magistrati italiani, uomini della polizia, dei carabinieri, delle forze dell'ordine. È stata una strage spaventosa. Poi piano piano ne siamo usciti, ma il prezzo che è stato pagato è stato molto, molto alto. Quali sono le luci e le ombre delineate nel libro, o quali sono costate, hanno inciso alla politica così come la conosciamo oggi? Beh, le luci sono sicuramente quelle che sono state costruite con l'avvento delle costituenti, padri e madri costituenti, e con la costruzione della Costituzione. Una luce che assolutamente rifulge ancora oggi, tant'è vero che ogni referendum contro la Costituzione è fallito, a dimostrazione del fatto che gli italiani nella Costituzione credono ancora. Le ombre sono quelle di tutti quanti cercano in tutti i modi, con sotterfugi, con cose anche poco chiare, di attaccare la Costituzione, per cui è la ricostruzione che fa Gavino Angius in questi 80 anni è la dimostrazione di quanto ci sia di costruttivo e di negativo in questi 80 anni. Se dovesse consigliare una parte privilegiata dell'opera ai giovani lettori di oggi, quale sarebbe?
Il problema è che, siccome è così intensa e racconta con una successione di fatti straordinariamente avvincente tutto quello che è accaduto in questi 80 anni, è difficile selezionarne una parte. Per cui è straordinariamente importante invece che si possa leggere tutta dall'inizio alla fine, in modo da capire che la frammentazione con cui è stata data la notizia a noi sui fatti che sono avvenuti è una frammentazione ingannevole, nel senso che i danni che sono stati fatti, che si sono tentati alla Costituzione italiana in questi 80 anni sono stati talmente tanti e tanto gravi che andrebbero conosciuti tutti. Berlinguer soleva consigliare dei libri durante le scuole di politica. Lei da cronista e da scrittore, quali si sentirebbe di consigliare se immaginiamo di essere in una scuola politica? Ma io contrariamente ai testi ideologici, credo che bisognerebbe addirittura andare a capire quello che sta avvenendo oggi. Per cui ci sono dei libri straordinariamente, per esempio di Angela Jantosca, che parla della situazione in Palestina, in Libano, o di Francesca Albanese, che ha raccontato quello che sta avvenendo a danno dei palestinesi. Cioè, così soltanto si riesce a capire il tempo che stiamo vivendo. E io credo che alla luce della straordinaria lucidità che aveva Berlinguer nell'interpretare il suo tempo, queste cose sono la traduzione di quella lucidità. Ecco, ha parlato di donne, Olita. Quali sono le donne che emergono con più fulgido nitore dall'opera di Gavino Angius? Ma intanto Tina Anselmi è una donna straordinaria, veramente, ovviamente anche Nilde Iotti, ma la cosa veramente straordinaria è capire come Tina Anselmi abbia costruito anche, non soltanto dal punto di vista costituzionale, non soltanto dal punto di vista ideale, ma la figura nuova della donna. Una donna che si impegna nella realtà italiana, nella realtà della trasformazione della donna. In compagnia di Terenzio Calledda, presidente della Casa del Quartiere Ismirionis, dove ci troviamo oggi ad accogliere la presentazione del libro di Gavino Angius? Ci troviamo nell'hangar di Via Nebida 36, che è la Casa del Quartiere. È una struttura che i servizi sociali hanno affidato alle associazioni, tra i quali la Casa del Quartiere Ismerionis, insieme a un insieme di associazioni che lavorano con linguaggi differenti e interagiscono cercando di fare inclusione, aperta al quartiere. Anche un centro polivalente, pare di capire, perché ci sono gli strumenti per la ludoteca, insomma tutte le attrezzature. Confermo, oltre a un intreccio di linguaggi è anche un incontro di generazioni. Si lavora con i bambini, si lavora con gli studenti e si lavora con quelli che non vogliono essere chiamati anziani, ma comunque anche fino ai 90 anni. La settimana scorsa abbiamo più o meno avuto 600 ospiti tra le varie iniziative e attualmente in piedi ci sono presentazioni di libri come quello di oggi, che con Ottavio Lita si presenta il libro di Gavino Angius. Chi sono gli utenti tipici? Gli utenti tipici sono variati a seconda delle iniziative. Per esempio abbiamo avuto studenti universitari per quanto riguardava l'iniziativa di Memorato, che era un'iniziativa di restituzione di un viaggio ad Auschwitz. Abbiamo avuto invece utenti più piccoli quando il centro di quartiere organizza per i bambini, e abbiamo qualcosa di misto oppure di artistico quando per esempio il gruppo jazz di Ismerionis fa i laboratori. Inizieremo fra poco un corso di chitarra, ma abbiamo in programma, attualmente c'è la mostra dell'Ampi sul 21 Madri Costituenti, molto apprezzata da tutte le fasce di età. Domani ci sarà la presentazione di un coro di giovanissimi, il coro ARC, e in programma ci sono ulteriori esposizioni. Si fa un pochettino di ginnastica con l'associazione ADA, dal Pilates al ballo, che quella raggruppa principalmente anziani. L'ADA è l'associazione degli anziani. La struttura interagisce anche con la poesia, con la Scuola Popolare di Poesia, che ospiterà qui nell'hangar la 9ª edizione di Libramare, che è un festival internazionale di poesia col direttore Gianni Magia,
che spesso si accompagna a Mauro Dedoni con il jazz, con il blues, e abbiamo ospitato una mostra di Giorgio Polo, una bellissima mostra di grafica e di pittura, e siamo pronti ad accogliere anche proposte che arriveranno dai cittadini, che vengono abbastanza numerosi e incuriositi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dall'Oristanese un patto per il futuro dei giovani tra salute, educazione e inclusione. L'attività agonistica come strumento di crescita, benessere e sviluppo. E questo è il messaggio emerso dal convegno Lo Sport nel Cuore, un progetto per le future generazioni, promosso dall'Associazione Culturale Lucio Abis con il contributo della Fondazione di Sardegna e ospitato al villaggio camping Spinnaker di Torregrande. La giornata, moderata dalla giornalista Simona Scioni, ha riunito amministratori, dirigenti sportivi, tecnici, docenti universitari e atleti di alto livello per riflettere sul ruolo dello sport nella formazione delle nuove generazioni e nella costruzione di comunità più sane e inclusive. Progetto dello sport per le future generazioni. Cosa vogliamo raccontare a questi giovani, a questi nuovi eroi sportivi? Ma molto importante, ci tenevo molto all'iniziativa di questo tipo, lo sport nel cuore, perché abbiamo dei protagonisti oristanesi, non solo oristanesi, della provincia di Oristano,
e della Sardegna che si cimentano a livello nazionale e internazionale ormai, quindi anche un riconoscimento di questo tipo, ma è un confronto aperto, partecipativo con le società, con gli organismi sportivi, con gli atleti, per cercare un pochettino di avere qualche suggerimento, qualche proposta in merito a quello che si fa per lo sport in provincia di Oristano e in Sardegna. Spesso e volentieri si utilizzano risorse male per lo sport o per le strutture, non rispettando il paesaggio e soprattutto impiegando delle risorse su strutture che poi restano vuote, che restano abbandonate, l'esempio anche di Oristano per alcune strutture, piscine abbandonate nel territorio, quindi cerchiamo un pochettino di avere con l'aiuto degli organismi sportivi, del CONI, delle federazioni e degli atleti suggerimenti che servono un pochettino a migliorare l'aspetto non solo della funzionalità, il governo di queste strutture. Quindi credo che stamattina anche con l'aiuto dell'Università di Cagliari e di Sassari e con altri protagonisti si riuscirà a mettere in piedi un'idea poi da presentare alle istituzioni in modo che ci sia una visione più complessiva, più oculata nell'utilizzare le risorse e soprattutto nella gestione di queste strutture. Quindi non solo Oristano ma la Sardegna intera, perché grazie a Dio abbiamo sempre espresso tante belle persone nello sport. Sì, ma infatti questo è un discorso che riguarda tutta la Sardegna, spesso e volentieri, almeno per la mia esperienza amministrativa e istituzionale, ho visto che in tutta la Sardegna succedono queste cose che succedono ad Oristano e in altri paesi della provincia della Sardegna. Quindi si ritiene un pochettino anche da parte della regione, delle istituzioni della provincia e delle città che seguono soprattutto importanti, un utilizzo migliore delle risorse e l'impiego quindi e la funzionalità di queste strutture polifunzionali che devono essere messe alle persone dello sport, al servizio delle persone dello sport e quindi della comunità. Lo sport secondo me in Sardegna sta andando molto bene, perché devo dire che ci sono tutte le federazioni, gli enti di promozione che stanno veramente facendo un grande lavoro. Il numero dei tesserati è aumentato. I ragazzi che praticano sport sono sicuramente in crescita, dobbiamo essere sempre chiaramente ambiziosi, non dobbiamo mai pensare di essere arrivati al massimo, ma sempre umili e cercare soprattutto di fare qualcosa per aiutare i nostri giovani, perché in questo momento sono loro. La nostra missione è più sociale che sportiva, perché riuscire a coinvolgere i ragazzi e a far fare attività sportiva credo che sia fondamentale. Volevo sfruttare un pochino di più la tua conoscenza cestistica per la situazione del basket in Sardegna. Il basket in Sardegna è chiaro che la retrocessione della Dinamo non è stata una cosa molto felice, però bisogna non dimenticarsi quello che ha fatto con la Dinamo in questi 16 anni, cioè è arrivata a raggiungere dei traguardi inimmaginabili. Lo scudetto, le coppe, la Coppa Italia, insomma, quasi sempre partecipato ai playoff da protagonista. Quindi io credo che ci può stare dal punto di vista fisiologico un'annata difficile. Però sono sicuro che il presidente Sardara e la città di Sassari sia pronta per poter essere di nuovo un percorso secondo me di crescita che possa riportare la squadra nell'elite della pallacanestro italiano. La provincia ha voluto partecipare a questo importante momento, per il quale abbiamo chiaramente ringraziato gli organizzatori e la provincia anche in questa fase di riorganizzazione chiaramente vuole portare un messaggio di sostegno a quello che è il mondo dello sport nel territorio provinciale, a quelli che sono gli atleti che portano in alto il nome del nostro territorio, ma anche a tutte le realtà che tutti i giorni si impegnano quotidianamente a coinvolgere, a educare i nostri giovani e in ogni caso anche le persone di tutte le età e a coinvolgerle in tutte le attività sportive che sono educative, sono aggregazione, sono crescita per i giovani e per le nostre comunità. Noi all'università stiamo cercando di portare avanti questa tematica dell'utilizzo dell'attività in ambiente naturale proprio per produrre salute, nel senso che stiamo cercando di utilizzare quello che sono proprio le risorse territoriali della Sardegna a livello proprio di escursionismo, trekking, nordic walking, attività che si possono strutturare, no? nei vari spazi all'aperto
in Sardegna come possibilità appunto proprio di salute in termini di esercizio fisico a contatto con la natura. Noi sappiamo che già fare esercizio fisico fa bene, lo sappiamo all'interno anche delle 4 mura di una palestra. Figuriamoci con un impatto così forte legato al vedere la natura, sentire gli odori della natura, stare dentro la natura. Perciò abbiamo visto anche dalla scienza che questa attività svolta in questo contesto ha ancora più beneficio a livello proprio di salute. Ecco perché noi, che possiamo sfruttare ovviamente i nostri spazi tutto l'anno, siamo sicuramente agevolati per poter migliorare enormemente le condizioni di salute dei soggetti con varie patologie. Perciò parliamo di patologie neurologiche, patologie cardiovascolari, patologie metaboliche. Perciò questo grande vantaggio di utilizzo della natura in quest'ambito appunto rieducativo motorio è sicuramente un qualcosa che la ricerca deve portare avanti. Abbiamo lavorato sia sulla valutazione dei trekking, per esempio, perciò capire quali possono essere i percorsi più adatti e quant'è l'intensità di esercizio fisico legato a magari trekking differenti, in modo da poter consigliare oppure dare delle informazioni aggiuntive, per esempio di preparazione ulteriore a determinate persone che vogliono intraprenderli. E questo è stato fatto per esempio sul selvaggio blu. Un'altra informazione importante, un altro studio importante che abbiamo fatto è appunto stato sull'utilizzo degli ambienti green, per esempio nella patologia di Parkinson, altro studio pubblicato proprio sulla popolazione di pazienti che hanno enorme vantaggio dall'utilizzo di queste attività. E un'altra attività motoria e sportiva che stiamo in questo momento studiando enormemente è l'orienteering. L'orienteering, per esempio, è una di quelle attività motorie e sportive che uniscono l'impegno sia fisico che l'impegno cognitivo. Perciò può essere pensata di grandissima utilità in persone che magari hanno necessità di lavorare i temi riabilitativi anche dalla parte mentale, perciò cognitiva. Perciò ci sono tante possibilità, come posso dire, che la natura ci offre, sostenibili in vari territori della Sardegna, che possono essere portate avanti con questo scopo. Sono contenta di essere stata invitata a questo evento dove si parla di sport, uno sport che è proiettato verso il futuro, perché in effetti dobbiamo essere lungimiranti e cercare di capire laddove ci sono ostacoli e problemi, dobbiamo tentare di rimuoverli. Quindi diciamo benvengano tutte queste iniziative e sono contenta perché sono stati messi in campo delle risorse per cercare di risolvere dei problemi, sono stati messi in luce degli aspetti che vanno approfonditi, che vanno curati, e quindi ognuno di noi dovrà avere un compito da portare avanti, sia dal punto di vista educativo, tutti quelli che si occupano appunto degli aspetti educativi, docenti, allenatori, così come anche tutte le istituzioni devono fare la loro. Un dibattito interessante perché ha accolto l'aspetto multidisciplinare della problematica dello sport, dal punto di vista sociale, dell'aggregazione, dal punto di vista sanitario, scolastico, il rapporto genitori-figli e anche le criticità e le debolezze e la fragilità che i giovani manifestano in questo periodo storico che stiamo vivendo. Un punto importante per cominciare a ragionare sulle cose da fare tutti quanti assieme, non per scatole separate. È importante il grande approccio dello sport all'ambiente, alla costruzione di percorsi di pratica sportiva nella valorizzazione dell'ambiente, perché quello è l'elemento che contraddistingue maggiormente la Sardegna e anche l'Oristanese. Questa giornata è stata utile per portare su Oristano, sull'università, anche delle caratteristiche fondamentali sulla formazione e la preparazione degli allenatori e dei giovani e degli insegnanti ai traguardi che lo sport può far conseguire in termini di salute e in termini di risparmio anche sulla spesa sanitaria nazionale. Questi incontri sono fondamentali, andrebbero sicuramente, sono tanti, ma più sono e meglio è, perché comunque bisogna insegnare a chiunque abbia a che fare con ragazzi, con bambini, che il loro compito è quello di trasmettergli passione, trasmettergli entusiasmo per quello che stanno facendo, con l'obiettivo sempre di cercare di migliorarsi attraverso il sacrificio, che è un po' la sfida che lo sport insegna e che avranno nella vita di tutti i giorni. Quindi lo sport rimane
mio padre mi diceva sempre è importante quanto la scuola, assolutamente sì, se non più importante della scuola. Lo sport ti deve aiutare a crescere. Avere gli insegnanti giusti, i dirigenti giusti in questo contesto è fondamentale, perché non è tanto importante la vittoria, è importante il percorso che ognuno fa dentro di sé, perché una sconfitta ti insegna a fare qualcosa in più, ad allenarti meglio per poter arrivare poi alla vittoria, che è un po' la sfida che la vita dà tutti i giorni. Sostanzialmente siamo andati nella stessa linea quando c'è, diciamo, da promuovere la salute. Promuovere la salute passa anche dalla promozione dello sport. Praticare attività fisica può essere una vera e propria cura, sia dal punto di vista riabilitativo anche per alcune persone. Conseguentemente, essendo questa una terapia a costo zero, è fondamentale che con queste attività noi sportive appunto possiamo alleggerire le casse dello Stato sostanzialmente, nel senso che risparmieremmo in farmaci, ma anche in ore di lavoro perse, per esempio, o qualità di vita ridotte, quindi tutti i costi indiretti che impattano negativamente sul sociale. Sì, la prevenzione facendo lo sport. Prevenzione facendo lo sport, in particolar modo cercando di ridurre quella che è una piaga attualmente, che è l'obesità. Obesità e sovrappeso ogni anno determinano circa 2,5 milioni di morti, ma soprattutto favoriscono l'insorgenza di altre patologie croniche non trasmissibili, come per esempio il diabete oppure gli accidenti cardiovascolari. Oggi si parla di sport, si parla di cosa si può fare per migliorare, si parla anche di quanti piccoli campioni o piccoli grandi campioni ha espresso la Sardegna. Il vostro è uno sport un pochino atipico, non basta dire vado in un campetto, mi alleno, poi trovo uno che mi segue, cioè voi dovete impostare quante sono le difficoltà e quanto si potrebbe fare. Beh, sicuramente per approcciare questo sport è indispensabile fare dei corsi. Noi, almeno io personalmente, ho fatto il corso da Nicola Arena e poi quello della scuola federale AC Sport. La formazione è fondamentale per essere davvero performante in campo. Probabilmente senza questa formazione non avrei vinto i titoli che oggi posso vantare, almeno nella nostra classe, nella Racing Start. Poi c'è tutto l'approccio anche psicologico, perché comunque noi siamo in coppia, siamo un equipaggio ed è fondamentale che si crei e ci sia quella sintonia e quella fiducia che ci porta ad avere i risultati che oggi abbiamo conquistato. Che difficoltà ci sono a stare insieme a una donna nello sport? No, diciamo che invece penso che ci siano proprio dei vantaggi, perché in questo caso poi Silvia è molto preparata, avendo appunto fatto i corsi. Poi si sa, le donne sono molto precise, puntigliose, quindi il vantaggio è netto. E poi abbiamo soprattutto il vantaggio di essere una coppia e quindi ci possiamo organizzare al meglio il tutto. Potete bisticciare anche a casa? No, non bisticciamo, però è un vantaggio anche quello, perché comunque c'è la sintonia tra noi anche nello sport. Difficoltà oggettive? Difficoltà oggettive ce ne sono tante. Il nostro sport innanzitutto è uno sport molto costoso. Non abbiamo modo, come magari altri sport, di allenarci, quindi non possiamo andare in una struttura e dire ci alleniamo. No, il nostro allenamento sarebbe magari in un circuito, ma anche lì non abbiamo le stesse condizioni di una gara di rally, quindi l'allenamento migliore è fare più gare possibili e quindi ha un costo maggiore. La preparazione che c'è dietro, comunque, oltre al guidare, c'è anche la preparazione atletica sportiva, quindi il tempo che ci vuole è davvero tanto, perché ogni gara comunque ci porta via tanto tempo. Sì, le difficoltà sono tante. Speriamo di portare avanti la Coppa Italia, di ottenere per lui il quinto titolo, per me sarebbe il terzo. Non ci precludiamo però di modificare il prossimo anno i nostri progetti e di fare sempre in un'ottica ovviamente migliorativa. Chi volesse cominciare oggi, cosa gli diresti?
Sicuramente di innanzitutto guardare le gare, quindi venire a vederci e poi di fare i corsi della scuola federale o appunto da Nicola Arena, cioè da professionisti affermati. Si può fare in Sardegna o bisogna andare nella penisola? Beh, la scuola C-Sport lo fa ovviamente nella penisola, ma ne vale la pena. A Oristano abbiamo raggiunto grandissimi risultati a livelli di sport, ma penso che ci sia ancora tanto da fare, soprattutto con le strutture e nel continuare a formare delle persone che aiutino i giovani ragazzi a essere sempre di più e sempre più in crescita. Si è fatto tanto, ma sicuramente bisogna continuare a lavorare in questa direzione e migliorare sempre. Io nel mio piccolo spero di poter dare qualcosa, ma è un percorso comunque molto lungo. Tu puoi raccontare ai giovani che sei partito da qui, cioè con tutti i dubbi, tutti i problemi, e poi sei entrato in una realtà diversa. Sì, quello che dico sempre è quello che io sono partito da qua come tutti i ragazzi che magari vedo quando vado nelle scuole, così, e che è possibile, perché la cosa che a volte noi oristanesi sardi pensiamo sia molto lontana è che è impossibile arrivare a certi livelli, invece no, bisogna crederci. Si può fare, non è semplice ma si può fare. Abbiamo iniziato grazie a nostro padre perché lui era un windsurfista professionista, quindi noi lo seguivamo nelle sue regate e poi quando siamo cresciuti abbiamo iniziato anche noi. Ma avete trovato qualche difficoltà? C'è un'organizzazione che vi ha seguito da subito? Diciamo che l'organizzazione erano i nostri genitori, quindi siamo sempre stati seguiti da loro, poi successivamente io ora sono seguita sono all'interno dello Yacht Club Costa Smeralda del programma Young Azzurra e quindi ovviamente la situazione si è evoluta e siamo cresciuti e quindi di conseguenza. Se dovessi dire a una tua coetanea o un pochino più piccolina che sta cominciando, cosa gli consiglieresti? Di non avere paura di iniziare uno sport, di buttarsi sempre, che poi andrà da sé, nel senso se ti appassiona, se c'è qualcosa bisogna inseguirla sempre. Ok, perfetto. Tu siete rivali in famiglia? Dai, un pochino, comunque lei gareggia nel femminile, io nel maschile, ogni tanto sì, facciamo la stessa gara, però diciamo che se lei vince, diciamo, non è che dico no, volevo vincere io, però comunque sono abbastanza felice. E babbo? Babbo all'inizio era un po' gareggiava con me, però poi dopo c'è stato il cambio generazionale, mettiamola così. Allora anche voi due comunque siete la dimostrazione che si può partire anche da un posto come Oristano, piccolo, diciamo un punticino nel mappamondo, però oggi questo convegno praticamente vi dà anche l'incarico di dire agli altri che ci si può credere, non c'è mai un limite. Sì, esatto, soprattutto anzi, forse c'è in questi posti come magari Oristano, che non sono grandi città come può essere una Cagliari, una Roma o Milano, forse ti sprona un po' di più perché magari ti vuoi affermare arrivando da piccoli posti, quindi secondo me ti dà anche un po' la carica. Diciamo l'importante è avere la determinazione di perseguire i propri obiettivi. Sempre di più che lo sport all'interno della vita sociale è sempre più importante. E oggi lo stanno dimostrando gli interventi delle persone qualificate ci sono oggi. Oristano negli ultimi tempi si sta appropriando di uno spazio regionale molto importante. Siamo sempre quotidianamente, ogni settimana comunque ci sono eventi regionali molto importanti e anche nazionali. Le criticità che abbiamo è quello di riuscire forse a fare un salto superiore, perché per fare eventi nazionali e internazionali le federazioni o gli enti che organizzano questi eventi sportivi chiedono magari delle strutture ricettive che Oristano attualmente non ha. Faccio un esempio abbastanza semplice: non sono riuscito a concludere il campionato italiano di tennis tavolo perché pur essendo idonea del palazzetto per svolgere questa attività, questo evento dove erano previsti 40 tavole di ping pong, non avevamo strutture ricettive atte a ospitare per una settimana più di 1000 atleti. Questo è un grave handicap. Sì, è un handicap che, voglio dire, abbiamo le strutture sportive molto molto belle, tra l'altro al centro della regione, quindi favorisce anche
che si svolgano ad Oristano, ma non abbiamo appunto queste strutture alberghiere ricettive per poter sollevare l'asticella e portare eventi superiori alla realtà regionale e nazionale. Se purtroppo Dipende dallo sport. di quello non dipende sicuramente dal mondo dello sport. Va bene, speriamo che qualcuno ascolti, perché oggi c'è un parterre abbastanza importante, che qualcuno ascolti, anche se purtroppo l'imprenditorialità oggi non è certo agevolata a nuove iniziative. Sì, fare nuove strutture di alto livello qui a Oristano attualmente sembra che sia molto difficile, però speriamo che si muova il mondo degli imprenditori e si riesca in futuro a creare delle strutture ricettive che possano permettere al turismo sportivo di riuscire a portare a compimenti questi eventi sportivi. Magari un primo race di America's Cup nel Golfo di Oristano. Beh, ho visto l'entusiasmo e la passione che c'è stata a Cagliari per questo evento. Speriamo nei prossimi 20 anni di riuscire a vederli qui ad Oristano. Valerio, un tuo caro amico, uno di cui hai raccontato le gesta, le prime, del quali hai dato tanti scoop alla guida del Cagliari, Claudio Ranieri, la presentazione del libro di Bruno Corde e Luca Granella, in cui viene descritto come una sorta di Remida, 5 volte in città, miracoli all'avvio, dalla C alla A, una Coppa di Serie C conquistata, tutto ciò che è accaduto poi nel resto del mondo, ha allenato i più grandi calciatori, da Romario a Dybala, da Gianfranco Zola a tanti altri giganti del calcio che ci hanno fatto divertire. A Cagliari per questo libro si è ritrovato in mezzo a un tripudio, tifosi, amici, conoscenti, e la stima e la passione che ha messo nel dire con sincerità, perché era davvero sincero nel profondo, nel dire che i sardi e nei sardi ha trovato quel tipo di energia difficile da trovare altrove, ci rende tutti più ricchi. Cosa hai portato di quel ragazzino che arrivava dalla Puteolana a quella salvezza meravigliosa di 2 anni fa? Ma cosa ho portato, Claudio Ranieri? Ho portato me stesso, non sono cambiato, sono sempre stato lo stesso, una persona, devo dire, come i sardi. Evidentemente ci siamo presi subito, perché io sono una persona molto schiva, molto riservata, non mi piace apparire, però capisco che il mio ruolo è apparire, per cui devo essere sincero, mi sono sentito portavoce dei sardi e questo mi ha portato molto orgoglio. Io spero di aver ricambiato, perché tutto l'amore che ho ricevuto spero di averlo ripagato. Io l'ho ripagato col mio modo di essere, leale, lavorando, umile, determinato, cercando di portare il Cagliari sempre nel cuore di tutti i tifosi. Ci sono in sala la figlia, la primogenita e la moglie di Tonino Roux, che tu ricordi sempre come grimaldello per quello che è diventato Claudio Ranieri. Ma sicuramente, perché se non ci fosse stato Tonino Roux con Carmine Longo io non ci sarebbe stata la mia carriera, perché Cagliari per me è stato un trampolino di lancio incredibile, impensabile, e devo dire grazie a questi 2 grandi personaggi. Ero giovane, inesperto, con tante illusioni, problematiche che un giovane che si affaccia ad un nuovo lavoro ha, per cui quei 3 anni sono magnifici. Certo, poi quello che è successo a Bari, lì è qualcosa che va oltre ogni più rosea aspettativa. Che spazza, rimessa a Cagliari. Affretta, passa Zappa con il cross, palla dentro Pavoletti, incredibile, Pavoletti al 94esimo minuto, il Cagliari sblocca al 94esimo minuto con Leonardo Pavoletti, incredibile, al San Nicola. E non pensavamo di riuscire a fare quella cavalcata e riuscire a battere tutte le squadre che ci sono capitate nei playoff, per cui quella sera a Bari è stata sicuramente
una grande soddisfazione. E Ranieri non ha fatto mancare le sue riflessioni sul Cagliari dei giovani di quest'anno e sull'esordio nel massimo campionato di Pisacane. L'ho visto bene, ma soprattutto nei momenti difficili, non ha mai perso la tramontana, è stato sempre deciso, era logico che il Cagliari sì, aveva fatto una grandissima partenza, poi ci stanno i momenti no, ci sono stati e lì si vede l'allenatore, lui non ha mai traballato, ha tenuto sempre la barra dritta e poi la cosa più importante, i giocatori l'hanno seguito e questo significa che ha saputo lavorare bene nella mentalità dei ragazzi. Le squadre devono lavorare con i giovani e poi i giovani dovrebbero lavorare con tutti quanti perché se no il selezionatore della nazionale non ha giocatori da scegliere. La nazionale sta cercando un nuovo allenatore. Ranieri un anno fa aveva declinato l'offerta della federazione, ma oggi? Gli allenatori vengono chiamati e se vogliono dicono di sì o se no dicono di no. Io ho detto di no perché in quel momento ero sotto la regia della Roma e non potevo accettare due lavori che poi sarebbero stati difficili da tenere a mente e da fare. Adesso sono libero, per cui... La quarta edizione di Diario Sport, Fabio Meloni, direttore artistico, promotore di un'iniziativa che riscuote sempre tanto successo. Una delle perle di questa edizione 2026 è dedicata al Remida. Chi è? Il Remida è chiaramente in questo caso Claudio Ranieri, è sicuramente un grosso colpo per quanto riguarda il Diario Sport, giunta alla sua quarta edizione che con Claudio Ranieri corona un lavoro lungo e faticoso e presenta questo nuovo libro scritto da Luca Granella e Bruno Corda appunto sulle 5 stagioni di Claudio Ranieri in rossoblu che viene chiamato nel sottotitolo Remida addirittura. Ecco, da cronista a cronista, cosa ricordi tu degli anni di Ranieri? Facciamo, come dire, teniamo da parte l'ultima salvezza in Serie A e la promozione dalla B alla A. Sono state sicuramente annate importanti anche perché quando Claudio Ranieri arrivò a Cagliari non era ancora Ranieri che tutti conosciamo oggi, quindi era un po' una sorpresa o comunque un'incognita che poi si rivelò essere invece un allenatore che in poche stagioni, in 2 stagioni, riusciva a riportare il Cagliari in vetta, quindi il suo amore per la città, o meglio questo rapporto d'amore tra la città e Ranieri è anche il frutto di tanti di questi successi. Qual è stato il momento difficile nel raccontare queste 5 super tappe di Claudio Ranieri a Cagliari? Il momento più difficile è oggi, nel senso che sono finiti questi 2 anni di questo viaggio meraviglioso. Come ho detto al mister ieri sera, non mi capiterà più di raccontare una storia così bella, quindi è stata una cavalcata fantastica. Ecco, di questa cavalcata hai un momento, hai un flash che ti colpisce e che vuoi raccontare? Allora, un flash, il primo è quando ci siamo sentiti per la prima volta con il mister per telefono, che insomma ha accettato di collaborare in maniera straordinaria come lui. E poi la cavalcata nuovamente di interviste ai suoi vecchi giocatori che ci hanno regalato delle chicche bellissime che abbiamo inserito nel libro. Quindi... Una di queste la vuoi anticipare agli ascoltatori, telespettatori di Panorama Sardo su Tele Sardegna? Allora, su 2 piedi così mi viene in mente i ritiri di Roccaporena, che gli appassionati ricorderanno, la salita che portava alla statua di Santa Rita. Quella salita ha ammazzato le gambe di quasi tutti i giocatori del Cagliari, anche Matteoli comunque ha confermato della fatica negli allenamenti appunto in ritiro e tutti mi hanno confermato questo timore verso questa salita, quindi questo, su 2 piedi ti dico questa. Che compagno di viaggio è stato Bruno Corda? Allora, il libro l'ho scritto proprio di cuore, quindi è stato un viaggio attraverso i ricordi di mister Ranieri e i ricordi di Bruno Corda. Mi ha affiancato, è stata una memoria straordinaria e insostituibile, che Bruno è una persona eccezionale, quindi abbiamo legato subito, abbiamo collaborato molto molto bene, quindi questo è un ricordo nel ricordo. Bruno, 6 milioni di telecronache appresso al Cagliari, esperienze straordinarie, indimenticabili, da uomo e da cronista di quel Ranieri che arrivava dalla Puteolana ed era un signor nessuno, poi ha vinto in tutta Europa e tutto il mondo forse. Ecco, se dovessi dire in un flash uno dei tuoi ricordi che hai messo dentro il libro, in cui lo descrivete con Luca Granella come un Remida, perché a Cagliari ha 5 tocchi, 5 successi, come lo descriveresti? Un uomo che mi ha sorpreso, un giovane, perché io lo incontrai, ricordo sempre Campania Puteolana, Cagliari 1-0 per gli avversari e Claudio Ranieri che conversava in mezzo al campo con il direttore sportivo Carmine Longo e mi aveva colpito l'eleganza di questo giovane allenatore
e poi dopo 6 mesi ce lo ritroviamo a Cagliari. E di mestiere faceva lo stopper. Che faceva lo stopper, iniziò con la Roma da attaccante, racconta Claudio, e poi diventa stopper di quelli cattivi nel calcio vero, quello degli anni 60-70. Ma lo ricordo, ci siamo sentiti molto, la cosa strana è che io e Claudio non ci siamo sentiti spesso. Io ho avuto modo di incontrarlo, ecco, da radiocronista nelle sue esperienze poi italiane, il Napoli, il Parma, la Sampdoria, quando tra Inghilterra e Francia e Spagna è ritornato in Italia, quindi sempre un bel rapporto. Però ecco, non c'è mai stata confidenza, io non ho mai preso un cappuccino con Claudio Ranieri, però si è instaurata questa... Una fiducia reciproca da parte sua. Ma assolutamente, perché probabilmente abbiamo vissuto anche, io considero gli anni più belli della mia carriera, i primi con Mario Tiddia e soprattutto l'era di Ranieri, le 2 promozioni, la salvezza in Serie A, le grandi manifestazioni benefiche, calcio di solidarietà nate grazie a Claudio Ranieri, quindi c'è un legame affettivo oltre che professionale. Noi lo abbiamo torturato quando perdeva, quando era ultimo nel girone d'Italia, ma lui lo considero, è l'uomo che mi ha stupito, perché dice: io amo le critiche, perché le critiche hanno il potere di caricarmi. Ecco, le critiche, tu sai che ci sono allenatori che sono poco inclini ad ascoltare una critica da parte dei giornalisti. Ecco, di questo viaggio che avete fatto, insomma, a 4 mani, tu raccontando, tu attingendo a questo patrimonio di ricordi infinito sulle gare, sul Cagliari, sugli uomini che ha allenato, c'è un momento particolare che ti viene così di getto da dire ai telespettatori di Panorama Sardo su Telesardegna? Ma ho vissuto molti momenti meravigliosi, perché è stata una cavalcata. Ricorda che quando è arrivato Ranieri venivamo fuori da una crisi irreversibile quasi, i libri in tribunale, quindi la prima cordata e poi l'arrivo della famiglia Orrù. Ma un momento straordinario lo ricordo rientrando proprio da Bologna, penultima di campionato, dopo un girone d'andata disastroso, 9 punti e questa cavalcata, mi pare 26 punti nel girone di ritorno. E lui che in aereo appunto mi guarda e lancia la sfida. Allora, cosa mi dovete dire ora voi giornalisti? Facciamo così, dice, facciamo una bella partita. Cagliari calcio contro i giornalisti, e tu ricorderai che inventammo, naturalmente non mi sono fatto ingannare perché abbiamo mischiato le carte e ci siamo divertiti. Però lì ho scoperto l'uomo Ranieri molto sensibile, perché lui venne al microcitemico, ricordo tutto nasce da questo incontro di un bambino che chiedeva di incontrare i giocatori del Cagliari, Ranieri, Matteoli, Francescoli, e io chiamai Claudio e gli dissi: guarda, c'è questa richiesta di un bambino, fatto così, cioè fatto. Dopo 2 giorni arrivano al microcitemico appunto Matteoli, Herrera, Francescoli con i doni e visitarono tutti i reparti, e lì ho scoperto l'uomo, la sensibilità di quest'uomo, e mi è rimasto, ripeto, non ci siamo mai incontrati, cene, io non ho mai fatto un pranzo o una colazione con un allenatore o con un calciatore, però ecco, devo dire, nella mia carriera Mario Tiddia e Claudio Ranieri sono i numeri 1 nel mio cuore. Senti, quelli erano gli anni in cui si soffriva davvero, era un calcio diverso, era tutto diverso, eravamo diversi anche noi cronisti. Cosa mi dici invece dell'ultimo periodo di Claudio Ranieri, che prende una squadra, quella di Liverani, totalmente allo sbando, con un pizzico di fortuna che nello sport, ma la fortuna se la creano gli uomini capaci, eccetera, si sale in Serie A, fa un anno, aveva un altro anno di contratto, invece poi taglia i ponti, va in riposo prima di una chiamata della Roma. Tu come le leggi queste ultime esperienze a Cagliari? No, io le leggo, conosco bene quello che è successo e non vorrei rovinare la festa della presentazione del libro, ma Claudio prima di firmare il contratto mi chiama, mi ricordo 22 dicembre probabilmente, alle 9 del mattino, dice: ti posso disturbare? E mi fa una domanda secca, mi racconti cosa è successo con Zola? E gli ho detto: è successo, naturalmente si riferiva all'esperienza di Gianfranco nel 2014. Dopo Zeman. E io gli dico: Zola è stata un'operazione di marketing.
ed è la stessa operazione di marketing che stanno facendo con te, proprio in questi termini. Quindi io ho detto, cerca di cautelarti, perché tu sei navigato, Gianfranco era giovane, gli hanno comprato Chip e Chop, Eusbauer, e stai attento. Improponibili. E allora, vabbè, lui dice, ma io non posso non... Va bene, ma tu ormai hai esperienza, chiedi garanzie. E le garanzie sono state Azzi e Preleti. Chi era quel ragazzino della Sampdoria? Hai capito? Quindi lui ha fatto veramente un miracolo, perché è stato tradito, perché gli avevano detto chiaramente che la squadra non era competitiva per la Serie A, e lui si è rimboccato le maniche. Ecco l'uomo di coraggio, no? Ha chiesto silenzio, non voleva nessuno poteva entrare negli spogliatoi, nella società. Lui ha guidato, ecco lo stress, la tensione di un uomo che rischiava. Io gliel'ho detto, tu hai tutto da perdere, però tutti i sardi noi ti vogliamo, perché lo sappiamo che sei l'unico che ci può dare veramente una mano. Ecco, e lui è stato tradito e ha portato il Cagliari in Serie A. E per ricompensa è stato tradito 2 volte, che poi ha chiesto in Serie A di avere una squadra da Serie A. Soprattutto lui lo sai che parte sempre dalla difesa, lui voleva 2 difensori di grande esperienza e gli hanno portato il polacco e il greco, quindi, però è Ranieri, un grande uomo. Grazie Bruno. Grazie a te, saluta Valerio Varci. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.